Un saluto ai nostri amici telespettatori. L'argomento di cui parliamo oggi è la sclerosi multipla. Con noi in studio c'è Alberto Volpe, che è presidente dell'AISM sia di Udine che del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno a voi. Per parlarci di questa patologia e anche dei progressi che sono stati fatti negli anni per quanto riguarda il trattamento della patologia. Perché con il passare del tempo, grazie alla ricerca, grazie ai fondi raccolti nelle varie iniziative promosse dall'AISM, ci sono nuove possibilità, sempre meno pazienti devono ricorrere praticamente alla sedia a rotelle, no? Sempre meno. Sempre meno. E sì. questo è già un importante risultato. E anche un grande segnale di speranza, no? Nell'affrontare la patologia. Certo, Ma ci spieghi certo. quella che è la situazione in Friuli Venezia Giulia? Sì. Parliamo anche un po' di numeri per Sì. capire quant'è diffusa. Sì, beh, allora diciamo che in Friuli Venezia Giulia sono stimati circa 2450 ammalati di sclerosi multipla, però diciamo che le persone che gravitano e che danno assistenza, parenti, caregiver, sono circa 15.000 in regione. Abbiamo un'alta incidenza per esempio in Friuli, perché se a livello regionale abbiamo una persona malata ogni 500 persone, che è quindi già un'incidenza alta, in Carnia abbiamo un'incidenza maggiore, abbiamo una persona ogni 350 persone. E nella bassa friulana abbiamo anche lì un'incidenza abbastanza alta, una persona ogni 450. Quindi un'incidenza elevata. Siamo una delle regioni con l'incidenza più elevata in Italia, oltre alla Sardegna, che è sicuramente purtroppo la prima in classifica, una brutta classifica. Ecco, io volevo un attimino precisare un po' che cos'è questa patologia, sì, perché ogni tanto si confonde con la SLA. La SLA è una patologia neuromuscolare, ovvero prende la muscolatura e che l'atrofizza, per semplificare, per usare un termine semplice. Invece la sclerosi multipla è la più grave malattia del sistema nervoso centrale ed è invalidante, progressiva, cronica e tra l'altro, ecco, voglio aggiungere un particolare, soggettiva, perché in effetti dipende dove prende la demineralizzazione nel sistema nervoso centrale, nei nervi, e a seconda dove colpisce nel cervello si ha una disabilità diversa da un altro. Per quello diciamo che ogni persona malata di sclerosi multipla ha la sua patologia e di conseguenza oggi noi spingiamo molto con un progetto proprio AISM sull'umanizzazione e la personalizzazione delle terapie. Questo è fondamentale. Diciamo che secondo il giuramento che i medici fanno all'inizio, in effetti l'umanizzazione e la personalizzazione dovrebbe essere un fatto scontato. Ma noi puntiamo su questo discorso qua proprio in particolar modo per la personalizzazione delle terapie, perché come dicevo devono essere personalizzate a seconda della forma di questa patologia. A seconda della necessità di ognuno. Esatto, esatto. E per esempio, ecco, come anticipava lei giustamente, oggi abbiamo a disposizione 20 farmaci come terapia sulla sclerosi multipla, diversamente da quando io ho iniziato a fare il volontario in AIS 35 anni fa, non esistevano proprio terapie se non il cortisone e non esisteva neanche la risonanza nucleare. Effettivamente, grazie alla ricerca, oggi abbiamo fatto passi da gigante. Purtroppo la causa ancora non si conosce,
ma con queste terapie veramente riusciamo a rallentare, se non addirittura a, diciamo, a fermare quasi la patologia. Ecco, l'importante è che la ricerca continui. Certo, certo. È Difatti, fondamentale. certo, ecco, voglio dare ancora una speranza per il futuro, perché in effetti, diciamo, se una volta c'erano 8 persone su 10 che andavano sulla carrozzina. Ecco, come oggi, dicevo all'inizio, invece esatto, adesso... oggi invece abbiamo ribaltato il paradigma proprio grazie alla ricerca, cioè diciamo che la possibilità di andare in carrozzina è veramente minima. In futuro, noi, a parte che vogliamo sconfiggere questa malattia, ma decisamente con i farmaci, con i nuovi farmaci, veramente sarà difficile appunto questa possibilità. Voglio dire, ci sono diverse forme di patologia. C'è la relapsing remitting, cioè vuol dire attacco e remissione, che è la maggior parte delle forme, e poi ci sono le primariamente progressive e le secondariamente progressive, che sono quelle più gravi. Però diciamo, se da una parte abbiamo l'85%, come primariamente progressive e secondariamente progressive abbiamo il 15%. E ecco, per questo motivo che si sta ribaltando il paradigma, che ci saranno sempre meno. E diciamo che, ecco, l'altra cosa che noi cerchiamo di indicare dai neurologi, eccetera, ecco, di eliminare diciamo, la classificazione di farmaci di prima e seconda linea. Cosa vuol dire? I farmaci di prima linea sono quelli tipo l'interferone beta, che sono ormai 20 anni, che sono usciti diciamo, un po' sul campo, che però non danno grandi risultati, non so, riducono per esempio del 30% gli attacchi alle poussée. Invece quando si vede che non sono più efficaci i farmaci di prima linea, si passa ai farmaci di seconda linea. Invece oggi pensiamo che si debba non fare questa classificazione, ma fare in base appunto al tipo di patologia che ha il paziente, e quindi scegliere il farmaco di conseguenza. Ecco, volevo un attimo capire, qui ci sono dei centri di riferimento con i quali voi siete in costante contatto, proprio anche per capire come evolve la situazione e anche come anche per dare modo agli stessi pazienti di confrontarsi direttamente per far capire quali sono anche i risultati. Quindi è necessario questo confronto diretto sia fra pazienti stessi che sono collegati attraverso l'associazione e gli esperti, gli specialisti. Quindi c'è questo scambio continuo? Sì, assolutamente sì. Possiamo dire che ci sono i centri sclerosi multipla in ogni azienda del Friuli Venezia Giulia, e questi centri sclerosi multipla ci sono dei neurologi specializzati sulla sclerosi multipla che diciamo fatta la diagnosi vengono prescritti anche i farmaci più appropriati appunto al tipo di patologia. Non soltanto, ma c'è diciamo una collaborazione fra i neurologi, fra i professionisti e l'AISM, tant'è che adesso io sto combattendo e sto lottando sia a livello regionale che a livello aziendale perché venga applicato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale nella sclerosi multipla. Questo è un obiettivo veramente fondamentale, perché permette dalla presa in carico della persona con sclerosi multipla, quindi dall'MMG, dal medico di medicina generale, invia nel sospetto
la persona al neurologo, il neurologo farà la diagnosi, poi lo invierà se necessita da subito oppure in un secondo tempo dal fisiatra. Il fisiatra imposterà il piano riabilitativo individuale. Ecco, qui voglio sottolineare che la riabilitazione, che purtroppo qui in Regione è pressoché inesistente, e io negli incontri con l'assessore alla salute Riccardi, la direzione, la dottoressa Zambro, la direzione centrale salute, ai direttori delle aziende sanitarie. Lei ha praticamente ha sottolineato questo problema. Tra l'altro io penso che la situazione sia peggiorata anche con il periodo della pandemia. Beh, quindi lì ha rallentato tutto, sì, rallentato e bloccato. Questo è vero, però diciamo anche prima... Sì, trae origine praticamente... Sì, diciamo che la riabilitazione... Perché dico? Perché la riabilitazione è più importante addirittura dei farmaci di prima e seconda linea, perché gli ultimi studi scientifici dicono che ci sono dei risultati veramente importanti. Proprio addirittura c'è un recupero delle funzioni se fatto da terapisti preparati, formati sulla sclerosi multipla. Bene, siamo giunti al... Beh, io le auguro appunto di riuscire a raggiungere, no, questo obiettivo. E, purtroppo siamo giunti al termine della trasmissione, non posso fare altro che ringraziarla per essere stato con noi e in pochi secondi, in 15 secondi mi deve dire quali sono i prossimi impegni dell'associazione. Beh, i prossimi impegni dell'associazione è che questi PDTA vengano applicati ed attuati. Voglio dire che per esempio la ricerca scientifica darà diciamo così, spazio anche alle patologie correlate con lo statuto, con la riforma dello statuto che abbiamo fatto proprio per la riforma degli enti del terzo settore. La ricerca scientifica andrà sulle patologie correlate, per esempio come la neuromielite ottica. E poi abbiamo un'agenda 2025 veramente all'avanguardia. Bene, ringraziamo Alberto Volpe per essere stato con noi, che ricordiamo appunto essere presidente dell'AISM di Udine e del Friuli Venezia Giulia. Grazie ai nostri amici telespettatori e noi con la rubrica Femini, Salute e Benessere ci vediamo come sempre ogni martedì e ogni giovedì puntuali alle 13:15. Arrivederci.